Vinitaly 2016, 50 anni di storia della viticoltura italiana. Da quanti anni l'azienda Bortolussi è presente al Vinitaly? Noi siamo già 20 anni che siamo al Vinitaly e per noi diventa molto importante esserci, perché ormai i nostri consumatori e clienti ci stanno veramente pressando per essere sempre presenti al Vinitaly. Quest'anno la viticoltura com'è andata? Qual è stata la produzione della vostra cantina? Quest'anno siamo stati fortunati, baciati da una stagione direi quasi meravigliosa, e a tutti gli effetti abbiamo fatto dei vini che rispecchiano proprio le bontà del nostro territorio friulano. I vini che praticamente sono come rapporto eleganza, acidità, frutta, corpo, sono veramente unici. Un anno quindi da non dimenticare. Quest'anno il Vinitaly rispetto agli anni precedenti ha notato qualche differenza? C'è un pubblico diverso, degli operatori stranieri che provengono da paesi diversi? Qual è stata la differenza rispetto agli anni passati? E quest'anno si è un po' cambiato il sistema del Vinitaly, soprattutto per il discorso del pubblico. Abbiamo notato che abbiamo avuto molte più adesioni di personaggi e di interesse estero, soprattutto anche di importatori importanti che negli altri anni non si vedevano così facilmente. Si vede che hanno lavorato bene in una pubblicità proprio a livello mondiale per far venire questi operatori. Il vostro core business, oltre ovviamente l'Italia, che presumo siate ormai affermati come cantina, il paese più interessante per la vostra cantina qual è? Ma noi storicamente l'Italia è sempre nel nostro cuore, chiaramente, però abbiamo delle buonissime aperture, soprattutto per l'Europa, però stiamo adesso anche verificando altri mercati, soprattutto anche mercati orientali, mercati nuovi, mercati che stanno attenti molto al Made in Italy, cioè alla qualità del Made in Italy, ma in maniera specifica su delle qualità di piccola nicchia e di grande qualità. So che avete fatto anche dei grossi investimenti sia a livello di immagine aziendale, vi siete attrezzati anche con un sito internet portato ai giorni nostri, con anche un video di presentazione. Vuole comunicare ai telespettatori l'ubicazione della vostra cantina, invitarli a visitare il vostro sito internet? Sicuramente il sito è un mezzo importantissimo per far vedere in maniera immediata a tutto il pubblico mondiale come noi, dove noi ci siamo, dove operiamo, le caratteristiche ambientali, la filosofia della cantina, e lì è una cosa diretta, subito. La cantina Bortolusso, in che zona è ubicata nel Friuli Venezia Giulia? Noi siamo a sud del Friuli Venezia Giulia, nel paese di Carlino, è una piccola zona che da poco è stata rivendicata ad hoc, che si chiama Friuliania. Noi abbiamo una particolarità dei nostri vini: i vini hanno l'influenza e i caratteri di un clima marino, perché avendo la vicinanza con la laguna, un microclima diciamo così sapido, salato, e anche il terreno stesso dà una caratteristica al vino di mineralità e sapidità. Quindi una caratteristica unica rispetto a tutti i vini del Friuli Venezia Giulia. Esattamente, noi abbiamo anche una valle da pesca nella quale abbiamo queste vigne, soprattutto di Malvasia, che sono proprio a contatto con i canali e attingono dell'acqua salata, salmastra, ecco. A coloro che avranno avuto modo di vedere questo video, che sicuramente sono non soltanto clienti già conosciuti dall'azienda Bortolusso, ma saranno anche visitatori nuovi, sia tramite Facebook sia tramite internet. Cosa vogliamo dire? Li vogliamo invitare in cantina? Assolutamente sì, la nostra cantina è aperta anche per le degustazioni dei vini del 2015, che è molto importante assaggiare questi vini su appuntamento se possibile, o anche potete venire liberamente il fine settimana, il sabato. Noi siamo dalle 8:30 a mezzogiorno, dalle 2 alle 6 la sera. Grazie a tutti. Grazie.